Alcune segnalazioni che avevamo ricevuto sulle frequentazioni di questo centro massaggi ci hanno indotto a sviluppare un'attività di indagine che nel giro di qualche mese ci ha fatto constatare che questo era un centro massaggi un po' particolare dove venivano svolti massaggi, diciamo, un po' atipici. Come sempre in questi casi è indispensabile la collaborazione, ma comunque nella fase iniziale le indicazioni che possono arrivare dalla cittadinanza, senza le quali ovviamente alcuni aspetti non verrebbero colti dalle forze dell'ordine. In questo caso le indicazioni sono state poi accertate, approfondite, sviluppate dalla stazione Carabinieri di Susegana e poi naturalmente proposte all'autorità giudiziaria che ha emesso questo provvedimento di sequestro preventivo e le misure cautelari nei confronti delle due responsabili.